Maestro Simone Cresti a Piancastagnaio è salito sulla Miata per questo ritiro, come possiamo chiamarlo? Ma Questo incontro di amicizia, mi ha parlato Leonardo Angelini. esatto, più che un ritiro vero e proprio, diciamo che con l'allargamento delle regole con il Covid abbiamo parlato con Leonardo Angelini e abbiamo deciso di fare questo scambio fra di noi. Noi siamo saliti volentieri qua su al fresco per qualche giorno per godere sia della cucina sia della Certo. temperatura qui a Piancastagnaio. E abbiamo dei rapporti con il Judo Kwai a Miachino da sempre, perché comunque questa palestra di Piancastagnaio è una realtà importante nel judo toscano. E ci siamo trovati qua su e siamo stati benissimo, veramente, fra amici in un ottimo tipo di situazione. Ecco, i ragazzi fanno parte, Cussiena, Siena. Siena, e insomma, come avete affrontato anche questo inverno? Parlavo con Angelini, un po' favoriti anche dagli spazi aperti, c'è stata la possibilità, finito il lockdown, di iniziare a fare qualcosa, prima dal virtuale e poi con grandi distanziamenti. Come in una città come Siena, come vi siete organizzati? Noi abbiamo la fortuna, essendo CUS, di essere una polisportiva, quindi abbiamo degli ambienti importanti. Appena siamo potuti uscire dal blocco dentro casa, ci siamo trasferiti su dei campi di calcetto, Ecco, dove mantenendo le quindi la opportune stessa linea, distanze, certo. i ragazzi potevano comunque lavorare in compagnia, distanziati ma non più da soli dentro casa con il computer e Certo. con i video. Poi per fortuna piano piano sono stati favoriti e hanno permesso anche il contatto, Sì, anche sì, se sì. con le dovute Certo. precauzioni del caso, e si sta cercando di tornare verso un po' di normalità, anche se le gare non vengono fatte, Ecco. quindi bisogna trovare il modo di stimolare i ragazzi ad allenarsi, e l'idea di venire qua su, nata con Leonardo, è proprio per questo qui, per stimolare i ragazzi a allenarsi, a stare insieme, divertendosi ma migliorando, lavorando. Cosa si porta di Piancastagnaio? Mi raccontava prima, gli ha garbato moltissimo il posto, questo aspetto medievale, anche caratteristico perché è tutte salite e discese. Come si è trovato, insomma? Il paese di Piancastagnaio è fantastico, è bellissimo. Io già un mese fa ero di nuovo qui per Sì. 2 o 3 giorni con mio figlio e ci siamo trovati benissimo. Il paese è veramente bello, molto bello, andrebbe scoperto veramente da tante persone perché è fantastico, conservato benissimo, si mangia benissimo, il che a me fa Alla molto sua piacere importanza. perché comunque si mangia molto bene. E devo dire che poi la palestra qui di Piancastagnaio è una palestra molto amichevole, molto ospitale. Noi abbiamo rapporti da 35 anni, da sempre, e li abbiamo mantenuti perché ci troviamo davvero bene con questo tipo di mentalità e con questa ospitalità che qui ci viene sempre offerta. Messaggio per questi ragazzi che dovranno riaffrontare il periodo scolastico, insomma, dobbiamo metterci un po' tutti noi qualcosa. Allora, il judo viene definito uno sport individuale. È individuale nel senso che quando vado a gareggiare sono da solo, ma Certo. come si può vedere il judo si fa prima di tutto in due, in coppia e poi in un gruppo. L'obiettivo del judo è creare un'educazione, una mentalità, un atteggiamento positivo di apertura verso il compagno. Io mi alleno con te e con me insieme miglioriamoci, però nel rispetto assoluto delle regole. Quindi anche il Covid è stato affrontato da questi ragazzi con un'educazione, un'attenzione assoluta. Questo è uno dei principi del judo fondamentali: amicizia, rispetto, educazione. E io spero che alcuni di questi ragazzi magari diventeranno anche dei buoni atleti, ma il lavoro che facciamo è perché diventino tutte ottime persone, ottimi cittadini all'interno di queste regole. Grazie.